Stavo cominciando a registrare. Stavo cominciando a registrare Viola. Non ci credo. No. Stavo cominciando a registrare. Non ho nemmeno visto come l'ha fatto. No. No, no, raga. No, raga, no, raga, no, raga, no, raga, no, raga. No, 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 no. Mamma mia. Mamma mia. Che cazzo di assist ha fatto l'Umbo? Cioè, basta, per me può finire qua il video. Cioè, per me può finire qua il video. No, cioè, allucinante. Veramente allucinante. Eh, ne parleremo meglio di questa partita domani col day after, che in realtà registrerò questa sera se riesco. Tra l'altro, combinazione perfetta perché fortunatamente hanno annullato tempo fa il gol al Verona, quindi il Verona adesso sta perdendo contro il Genoa e noi stiamo vincendo, il che ci porterebbe a più 3. Più 3. Ragazzi, volevamo delle risposte da questa partita, volevamo che... Ah, le scelte su Chiesa. Volevamo delle risposte da questa partita, volevamo vedere una partita diversa da quella contro il Verona. Porco Giuda se abbiamo ricevuto le risposte. Una partita della Madonna. Una partita che se fosse finita 1-1 io avrei anche rosicato, paradossalmente. Una partita veramente spettacolare, una partita che io ho visto giocare da parte della mia squadra con la fama, con la fame, con la voglia, con la grinta, con la determinazione, con tutto quello che avevano in corpo. E io oggi, a prescindere dal risultato che sarebbe uscito dal campo, sarei stato fiero dei miei ragazzi, fierissimo, perché io questo è quello che voglio vedere in campo, a prescindere dal risultato sportivo. Poi in questo caso, in questo momento specifico, sta avvenendo una vittoria, non è ancora finita la partita perché mancano 5 minuti di recupero, però Cristo Dio, questo è quello che voglio vedere in una cazzo di partita da parte della mia squadra. Sono fiero, fiero dei miei ragazzi. Solo di uno non sono fiero, ma ne parleremo domani, perché domani potremo affrontare meglio questa partita. Per il momento voglio godere, voglio assaporarmi con voi questi ultimi minuti, perché oggi non era per niente facile, per niente, era una partita in salitissima questa era. Mamma mia. Che squadra! Oggi abbiamo fatto una partita da squadra ma con la S maiuscola ed è una cosa che mi sono scritto anche nelle note, quindi lo dirò pure domani, ma lo comincio a dire adesso perché ci tengo a dirlo. Oggi, in alcuni tratti della partita, se non quasi no, nella maggior parte no, però per alcuni tratti per la partita, l'Atalanta siamo stati noi. Abbiamo giocato da Atalanta. Attenzione, attenzione, no, 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 via, via, Azzi, spazzala. Mamma mia, non ci voglio credere, non ci voglio credere. Io poi ho cominciato a registrare tardi perché ero talmente immerso nella partita che me ne sono reso conto tardi che era ora di incominciare a registrare. Ho incominciato a registrare pure tardi. Via, 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 via. Bravo Sulemana. Bravo, fallo in attacco. Non so chi l'ha subito, ma bravo chi l'ha subito. Sulemana coi crampi, anche Sulemana prestazione eccezionale. Mamma mia, mamma mia. Io
Ve lo devo dire la sincera verità, tralasciando la bellezza di questa maglietta, vabbè. E... ti- Problemi seri per Dossena? Eh? Oh, non mi è piaciuto il gesto che ha fatto Scuffè, eh? Anzi, Scuffet. Non mi è piaciuto per niente quel gesto che ha fatto Scuffet. No, però Dossena è ancora in piedi. Mamma mia, poi Dossena un altro, un altro. Per la prossima partita perderemo Nandez. Lo sapete, ve dico, mi va bene così. Che Nandez si riposi contro l'Inter e torni a palla contro la Juve. Mi va benissimo così. Va bene. Non ho niente da recriminare, sono contento così. Sono contento così. Mamma mia, e non mi ricordo manco più che stava a dire. Niente. Ah, ecco che vi sa di. Questa era da tempo che non provavo una sensazione così. L'ultima volta l'ho provata per ovvi motivi nella partita col Bari nel playoff di ritorno, ma lì perché c'era la promozione in ballo e quant'altro. Per una partita di campionato in generale, io ve l'assicuro, ve lo giuro su qualsiasi cosa volete. A me questa partita ha commosso. Cioè, potenzialmente io veramente potrei piangere per questa partita di gioia perché ho visto in campo quello che io cerco nella mia squadra e oggi sono riusciti ad interpretare appieno quello che per me è il Cagliari e il senso di appartenenza che trasmette questa maglia. Io per la prima volta dopo mesi, se non addirittura anni, sono riuscito a vedere questa cazzo di sensazione. La sono riuscito a vedere, la sono riuscito a percepire. E siamo al 95esimo, adesso Scuffetta deve battere un lancio lungo, c'è sulle mani ancora con i crampi? Sì, sulle mani ancora con i crampi. Io oggi sono veramente fiero di loro. Io oggi sono veramente fiero di loro. Una prestazione di cuore, una prestazione fantastica. Cioè, oggi era Cagliari-Atalanta, ma sembrava di vedere l'Atalanta in rosso-blu. Ma quando cazzo mai pensavo di poterla dire una cosa simile? Quando mai pensavo di poterla dire? Mamma mia. Un minuto da adesso, mi ha vibrato l'orologio perché è finita. Il Verona è finita. A Verona è finita. Poi piano ragazzi, eh. Piano perché non siamo ancora salvi. Non siamo ancora salvi. Abbiamo distanziato il Verona. Noi la prossima giocheremo contro l'Inter e sarà tosta, lo sappiamo. Però il Verona giocherà contro l'Atalanta. E anche l'Atalanta sarà tosta. Però l'Atalanta avrà anche De Ron che non ci sarà. E non mi ricordo chi altro che non ci sarà, che è stato ammonito. Toloi. E poi pure su Toloi ne parleremo meglio domani. Perché su Toloi c'è da parlarne. Su Toloi c'è da parlarne. Cazzo se c'è da parlarne su Toloi. Ma per tutto il resto della mia squadra io sono fiero. Lo so, raga, sto di sempre la stessa cosa, ma sono fiero. Che cazzo di partita abbiamo visto? Fischia, fischia, siamo al 96 e 40. E dai, cazzo. Dai, dai, dai. Mamma mia che agonia. Mamma mia che agonia. Io fino a maggio così non reggo. Io fino a maggio così non reggo. Fino a maggio così non reggo. Mamma mia. No, io non ci credo. Io non ci credo. Una partita spettacolare. Una partita spettacolare. Però, che voi ci crediate o no, io avevo incominciato a crederci oggi. Io oggi avevo incominciato a crederci. Oggi avevo decisamente incominciato a crederci. E io ho veramente molto poco da dire. Sono soltanto fiero dei miei ragazzi. E levamo sta cazzo di pubblicità. Sono veramente fiero dei miei ragazzi, una prestazione veramente fantastica. Ci sono stati degli errori, specialmente sul gol di Scamacca. eh, però l'unica cosa che
dobbiamo fare oggi è congratularci con loro, ringraziarli. eh, Cioè, raga, abbiamo battuto l'Atalanta. Abbiamo battuto l'Atalanta. Tra l'altro, formazione secondo me dall'inizio praticamente perfetta. Perfetta. C'era solo una cosa che avrei cambiato. Una e una sola. Mamma mia, che spettacolo, ragazzi. Che siete uno spettacolo. Siete uno spettacolo. Perché cazzo non giocate tutte le partite così? Perché cazzo non le giocate tutte così? Mamma mia. Mamma mia. Siamo riusciti a battere l'Atalanta. Sono, sono veramente fiero di loro. Veramente fiero di loro. Io non so manco che cazzo dire, raga. Sto rosicando male perché il gol di Viola me lo so perso. Avessi attaccato la live 10 secondi prima. 10. 10. Io ci credevo. Ci credevo e poi su Instagram vi posterò il motivo per cui ci credevo. Ve lo mostrerò. Ve lo mostrerò. Mamma mia. Mamma mia. Che spettacolo. Pure Augello che trova il gol. Viola. Mamma mia, Viola. Mamma mia, Viola. Nelle ultime partite non mi eri piaciuto più di tanto, ma oggi Viola sei veramente tanta roba. No, regà, cioè a me così mi fate piagne. A me così mi fate veramente piagne. A me così mi fate piagne. Penso che si possa racchiudere così. Voi a me così mi fate piagne.